I carabinieri del nord della compagnia di Canicattì hanno tratto in arresto un pluripregiudicato di Santa Elisabetta, attualmente affidato in prova ai servizi sociali dal Tribunale di sorveglianza a seguito di una condanna per violenza privata in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di costui, responsabile di violenza sessuale su un minore, maltrattamenti in famiglia e lesioni. Le indagini sono iniziate alla metà di agosto, quando un adolescente minore degli anni 16 di Santa Elisabetta ha chiesto un aiuto ai carabinieri, accennando i gravissimi comportamenti del patrigno, solito rivolgerle delle attenzioni proibite. Un racconto iniziale che ha immediatamente allertato la Procura della Repubblica di Agrigento, impegnata con i carabinieri in un codice rosso, che ha richiesto l'approfondimento riservatissimo nel contesto sabettese e del chiuso delle sue famiglie. Qui gli inquirenti hanno documentato la sottomissione subita dalla giovanissima vittima, prima oggetto di attenzioni particolari, iniziate quando ella aveva solo 10 anni e poi in una escalation continua tese a vincerne la resistenza, assaltata in assenza dei familiari conviventi e sottoposta a violenti atti sessuali. È comune addirittura nel racconto delle due vittime la presenza della cosiddetta sucalora, un termine dialettale usato per indicare il tubo di gomma brandito dal patrigno per picchiarle. I carabinieri del nord della compagnia di Canicattì hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP presso il Tribunale di Agrigento nei confronti di un pluripregiudicato, nei riguardi del quale sono stati raccolti gravi indizi di colpevolezza in ordine a fatti di violenza sessuale sul minore e lesioni commessi nell'ambito familiare. Le indagini sono state originate dalla richiesta d'aiuto della giovanissima vittima che si è rivolta ai carabinieri, raccontando di essere appunto oggetto delle attenzioni sessuali da parte del patrigno, che approfittava dei momenti in cui la vittima rimaneva sola in casa per assaltarla sessualmente. Uguali fatti di violenza sono stati raccolti dai carabinieri, con vittima il fratello di questa ragazzina, picchiato dal patrigno con l'uso di strumenti domestici, purtroppo assoggettato fino al punto di ritenere meritate le gravi percosse subite. Le indagini sono in corso, le vittime sono state messe al sicuro. Purtroppo abbiamo esplorato un ambito molto difficoltoso dal punto di vista culturale e segnato in famiglia dalla presenza della violenza. La violenza è interpretata dall'indagato come strumento per correggere le condotte dei figli della donna che conviveva con lui. Quindi c'è stata una denuncia esplicita? Sì, c'è stata una denuncia che, per quanto può essere esplicita, la denuncia della vittima di violenza. Parliamo di una ragazzina che non ha neanche 16 anni. Quindi queste poche parole sono state poi messe insieme dai carabinieri e valutate dalla Procura della Repubblica nell'ambito di quello che è il cosiddetto codice rosso. Quindi questo ha generato un'urgenza nell'approfondimento investigativo. La cosa che ci ha lasciati davvero perplessi è stata l'interpretazione della violenza da parte delle vittime e il silenzio, l'interpretazione della violenza è intesa come qualcosa che in quella famiglia purtroppo accadeva, e il silenzio che l'indagato era riuscito a imporre appunto in ambito familiare affinché queste cose non venissero fuori.